Oggi ci troviamo a Barbassolo per questa visita guidata a cura di Livia Calciolari alla pieve appunto del paese, una pieve dell'XI-XII secolo di cui si sa poco sulle origini, ma che ha avuto diversi sviluppi nel corso dei secoli. È una delle ultime iniziative che organizziamo nel 2022, un anno particolarmente positivo per le nostre attività. Abbiamo realizzato più di 20 iniziative culturali durante tutto il 2022. Abbiamo raggiunto un numero di iscritti a livello provinciale quasi di 1400, di cui 200 iscritti nuovi solo nel 2022, segno che le nostre iniziative piacciono e ci viene riconosciuta anche una certa qualità nella selezione delle attività da fare e nella presentazione delle attività stesse. Qui ci troviamo di fronte a un vero e proprio gioiellino, dico gioiellino perché le dimensioni sono contenute, ma in realtà si tratta di un vero e proprio gioiello, cioè la chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Barbassolo, erroneamente definita come pieve perché pieve non la fu mai, non aveva fonte battesimale, ma ragionevolmente era una cappella della pieve di Barbasso, che era uno dei centri più antichi di tutto il territorio di Roncoferraro, attestato addirittura nell'862 da un inventario del monastero di San Colombano di Bobbio, che era proprietario di questa zona. Quindi torniamo molto indietro nel tempo. La prima attestazione che abbiamo è addirittura un verbale di una visita pastorale del 1544, però la fondazione risale, oramai tutti gli studiosi concordano, al XII secolo e non all'XI come invece si era sempre supposto per ragioni stilistiche e architettoniche. Quindi arriviamo verso la metà del XII secolo. Dopodiché troviamo attestazioni documentarie alla fine del 1700, quando la fabbriceria e i parrocchiani di Barbassolo assolutamente pretendono dalle autorità preposte un intervento radicale di ristrutturazione, se non di demolizione e di costruzione di una nuova chiesa, perché questa è troppo vetusta. Per fortuna allora, come poi successe anche un secolo dopo, alla fine dell'Ottocento, le autorità preposte non avevano fondi e andarono a vuoto tutti i tentativi di un intervento radicale e soprattutto della demolizione. Nel 1867 i parrocchiani tentarono di notte di demolire una parte, rimane ancora il segno là in alto a destra, per indurre il sindaco a costruirne una nuova. Non fu così. Rimase come era il Settecento. Nel 1958 arrivò Don Pierino Pelati, studioso del romanico e di archeologia, figura meravigliosa e importante, che con un intervento che oggi non sarebbe assolutamente consentito, tolse tutto quello che era stato fatto nei secoli precedenti per riportarla all'originaria struttura.